Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova edizione di 7 in punto dedicata a questo speciale elezioni per presentare le liste che si presentano alle imminenti ormai elezioni politiche. Questa mattina iniziamo da Stefania Craxi che rappresenta la lista Riformisti Italiani Craxi ed è anche l'unica donna candidata a Presidente del Consiglio che risulta finora nelle liste presentate. Le figure femminili, cominciamo proprio da qui, sono un po' sottovalutate in queste elezioni. Ma io infatti sono orgogliosa di non aver accettato un ruolo di comparsa unica donna in queste elezioni. Ecco, sappiamo che siamo all'indomani, tra l'altro, di una giornata importante contro la violenza nei confronti delle donne. Nel piano che lei vorrà presentare agli italiani, che cosa nella vita delle donne? Beh, in realtà noi non abbiamo presentato un piano di governo, noi stiamo facendo una battaglia politica, ci battiamo perché si dia vita in questo Paese a un'assemblea costituente, per ridare al Paese una forma di governo possibile, una democrazia governante. Questo sistema di governo non funziona più e tutte le riforme annunciate non verranno fatte. Ecco, la sua decisione di lasciare l'alleanza con il Popolo delle Libertà è abbastanza recente, motivata da una delusione di questi 20 anni di governo. Queste sono parole che lei ha detto in varie interviste. Come è maturata in realtà questa decisione? Perché ha deciso di presentare una sua lista che, ricordo ai nostri ascoltatori, è presente nelle liste del Veneto, a Veneto 1 e al Senato? Intanto sono una nominata della Seconda Repubblica e questa volta finalmente potrò essere votata. Poi non volevo partecipare ulteriormente al fallimento di questa Seconda Repubblica che è sotto gli occhi di tutti e poi fare una battaglia di prospettiva per ricostruire, per ridare una forma organizzata alla cultura riformista che è rimasta ai margini di questa politica, mortificata a destra come a sinistra. Di riforme in realtà in questa campagna elettorale se ne parla molto, sia da parte di Monti che vuole un prossimo governo che faccia le riforme, sia da parte del PDL che ha annunciato varie riforme, sia da parte del PD, insomma un po' tutti parlano della necessità di cambiare questo Paese. Quello che manca però è una base comune su cui poter operare. Beh, intanto tutti parlano di riforme, chi le promette, chi le minaccia, ma di riformismo non c'è nulla tranne che il gran parlare che se ne fa. Senza la grande riforma della Costituzione e quindi la grande riforma istituzionale non si farà alcuna riforma. Il prossimo sarà un Parlamento balcanizzato, fatto da coalizioni disomogenee che faticano a raggiungere il 30%, quindi questo appello che fanno al voto inutile sarà in realtà per un'elezione inutile. Lei ha detto prima, ha accennato alla vostra idea principale intorno alla quale nasce questa lista, l'idea di un'assemblea costituente, cioè di un luogo in cui poter cercare di mettere insieme tutte le voci, e sono molte, che saranno all'interno del Parlamento. Ci sono le condizioni secondo lei per poterlo fare? Allora, intanto io parlo di un'assemblea costituente eletta dai cittadini italiani per poter mettere mano a una profonda riforma della nostra Costituzione e quindi del nostro sistema istituzionale, non un'assemblea costituente fatta in Parlamento. L'altra cosa, lei mi può dire, è il libro dei sogni, certamente, però prima o poi questo libro dei sogni andrà aperto, altrimenti il Paese non uscirà dalla crisi economica e democratica in cui si sta dibattendo. Lei non è nata come politica, è figlia di un noto politico italiano, Bettino Craxi, e diciamo che la vicenda di suo padre ha segnato la sua discesa o salita a seconda dei punti di vista in politica. Conferma questo impegno? Ma io ho fatto l'imprenditore nella mia vita, ma la politica era una signora che sedeva a tavola con noi, pranzava e cenava con noi. E questo è l'impegno che ho scelto per la mia vita futura, sarà un impegno limitato nel tempo, nel senso che se io darò vita a un soggetto politico di chiara impronta riformista, poi mi auguro di trovare subito qualcuno che intende rottamarmi. Che cosa rimane delle idee socialiste nella sua lista?
Ma io intendo rivendicare il riformismo, che è una cultura minoritaria del Partito Socialista, che solo Craxi la fa diventare la cultura maggioritaria di quel partito, quindi rivendico la cultura del socialismo riformista, che innanzitutto è la storia dell'autonomia del socialismo ed è la storia, l'ansia di modernità per il Paese, ed è una storia di uomini e donne libere. Lei si è divisa da suo fratello, eppure siete nati sotto la stessa famiglia, cresciuti con gli stessi ideali. Cosa vi tiene lontani e cosa vi avvicina in questa campagna elettorale? Beh, la campagna elettorale ci tiene lontani di tutti. Cosa ci tiene vicino è l'affetto, visto che siamo fratello e sorella. Abbiamo parlato poco fa delle idee del riformismo e dell'autonomismo del Partito Socialista, sono frasi che i nostri telespettatori di una certa età probabilmente riconosceranno facilmente, ma magari le classi più giovani, i ragazzi che si affacciano al voto per la prima volta nemmeno ricordano cosa è stata quella stagione. Come spiegherebbe ad un giovane cosa è stata e cosa si può salvare? Innanzitutto vorrei dire una cosa ai giovani che sono giustamente preoccupati per il loro futuro, perché è la prima generazione che rischia di fare meno bene dei padri. E questo lo capiscono, che senza un processo di profonda modernizzazione del nostro sistema istituzionale, dell'ordinamento dello Stato, che serve innanzitutto per togliere dal collo dei cittadini, dei giovani, delle imprese il costo dello Stato, che è un costo abnorme, non ci sarà futuro per loro, perché non si possono liberare risorse per fare sì che il Paese di nuovo riprenda la strada della crescita e dello sviluppo. Lei che ha vissuto anche la politica di governo di questi anni come anche esponente del governo Berlusconi, che cosa non ha funzionato? Beh, intanto io che cosa ha bloccato ero un sottosegretario agli esteri, certo. Non stavo certo nella cabina dei bottoni. Beh, non ha funzionato. Io sono entrata in politica, mi sono candidata con Berlusconi, con Forza Italia, quando Berlusconi disse il primo atto del mio governo sarà la riforma della giustizia, quanto mai necessaria in questo Paese. La sto ancora aspettando. Non c'è stato un grande accordo su questo tema, né si intravede all'orizzonte nessun altro tipo di accordo. Basta fare il bilancio di questi 20 anni. Il Paese sta subendo un degrado morale, civile, sociale e politico. Abbiamo un Parlamento che non ha legiferato neanche su materie di sua competenza, partiti che non hanno saputo selezionare la classe dirigente, governi che hanno governato solo in presenza di voti di fiducia e con uso abnorme dei decreti legge, e una magistratura che ha sconfinato in campi non suoi, quindi creando uno squilibrio dei poteri inaccettabile. Questo è il bilancio fallimentare della Seconda Repubblica. Noi da un lato lo denunciamo, dall'altro avanziamo una proposta per superarla. Questa è una campagna elettorale che guarda molto alla pancia del Paese, un Paese duramente provato da una crisi senza precedenti, che però ha anche tante relazioni con quello che succede fuori dal nostro Paese, in Europa e anche nel mondo. Lei lo ha ricordato prima, è stata sottosegretario agli esteri. Cos'è che è miope in questa campagna elettorale? Cos'è che secondo lei si dovrebbe tenere più in considerazione? Beh, intanto questa è indubbiamente una crisi economica internazionale che nasce internazionalmente, quindi l'Italia ne uscirà se legata all'Europa. Ma però in questo Paese questa crisi economica internazionale si aggrava di una particolare crisi democratica. Della grande riforma delle istituzioni non ne sta parlando nessuno, stanno tutti promettendo cose irrealizzabili, dall'abbassamento delle tasse alle riforme. Secondo lei non sarà possibile abbassarle le tasse? Senza un taglio deciso dello Stato e quindi delle sue spese sarà impossibile abbassare le tasse, e abbassare le tasse in un Paese che sconta 5 punti in più di pressione fiscale rispetto alla media europea è assolutamente ineludibile. In 30 secondi riesce a spiegare al nostro pubblico come si elegge e a cosa serve un'assemblea costituente? Si elegge in modo proporzionale dai cittadini, si eleggono delle personalità, 100 personalità che poi non si ricandideranno in politica, perché così è scritto nella mia proposta di legge, per cambiare questa Costituzione che è vecchia, obsoleta, e ci dà soprattutto un sistema di governo parlamentare, bicamerale, che non funziona più. Noi ci battiamo per il presidenzialismo, un presidente eletto dai cittadini che per 4 anni possa governare ed espletare le politiche per cui è stato eletto. Grazie, in bocca al lupo, e adesso sospendiamo un attimo la trasmissione per cambiare l'ospite. Il prossimo ospite rappresenta la lista Veneto Stato.